amici di Gidifero Team, buonasera! Finalmente è iniziata la stagione più attesa dell'anno, la stagione di Miss Venice Beach. Infatti qui oggi siamo su questo splendido palco che ormai ha visto generazioni di Miss calcare questa passerella e sono stati sempre momenti magici. L'ho calcata anch'io e ne sono veramente affezionata. Abbiamo la nostra splendida Elisa, che è una presentatrice tra le migliori che si possono avere e nonché la patron del concorso di Miss Venice, e quest'anno siamo al 2024, la 14ª edizione. Beatrice, sei emozionata? Emozionatissima, questa sera infatti siamo alla prima tappa, assolutamente, la tappa sì, di Jesolo in piazza Milano. Quindi Giulia, anch'io ho calcato una volta, però solamente una volta, ho avuto l'onore di partecipare una volta a Miss Venice Beach. Lo sappiamo. E ne sono rimasta affascinata. Miss Venice Beach, bisogna dirlo, è un mondo meraviglioso, un mondo che una volta che ci entri non ne vuoi più uscire, ma va anche detto assolutamente che una volta che si è Miss di Miss Venice Beach lo si è per sempre. Ma adesso tra pochissimo bisognerà iniziare e ricordatevi che noi saremo anche in diretta, quindi per tutti quelli che adesso ci stanno seguendo, veniteci a trovare, c'è il villaggio delle Miss, ci sono un sacco di cose da poter fare qua a Jesolo, perché Jesolo è un posto fantastico. Ma di tutto questo ve ne parlerà meglio la nostra splendida Miss in carica. Che dire amici, la musica si alza, ci vediamo tra pochissimo! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Brave, complimenti, le nostre Magic Star di Jesolo. Un applauso, non vi ho sentito bene qui in piazza Milano. Ci siete? E allora sì che possiamo iniziare. Grazie ancora alle maggiorette di Jesolo, ormai è diventata, salutiamo anche il loro responsabile Antonio Damo, ormai è diventato questo un connubio che da tanti anni ci porta fortuna e ci fa aprire la stagione di Miss Venice Beach con il sorriso, e sempre qui da Jesolo. 14ª edizione, ovvero 14 anni che qui in questa fantastica piazza io muovo i primi passi per la nuova stagione di Miss Venice Beach, e per me è un grande orgoglio. Grazie davvero Jesolo per accoglierci. Questa sera noi prepariamo la nostra classica battuta al coltello, una battuta al coltello della carne dell'azienda agricola Bernardi, che si trova in provincia di Treviso, che è certificata Consorzio Sigillo Italiano. Cosa significa? Essere parte del Consorzio Sigillo Italiano per noi dà una garanzia al cliente. Il cliente sa che sta acquistando carne di qualità, che proviene da una filiera controllata dall'inizio alla fine, e è un po' un sinonimo di qualità. Sai che mangi carne buona, che gli animali mangiano materie prime, non mangiano mangimi,
e una serie di cose che fanno la C'è un differenza. disciplinare abbastanza rigido per avere questa certificazione, che diciamo non è un brand, ma è proprio un sigillo di garanzie e di qualità che è stato dato dal Ministero delle Politiche Agricole a tutti quegli allevatori e a quei macellai che seguono un principio di allevamento per il loro bestiame per poi dare un prodotto eccellente sulle tavole dei nostri italiani. Adesso vi lascio con un filmato che parla della città di Jesolo e poi di una piccola ricettina sempre con i prodotti eccellenza del territorio, e subito dopo siamo qui sul palco con tutte le miss, quindi mi raccomando un super applausone. Bentornati ad una nuova puntata di Tra città e sapori. Questa settimana vi ho portato sulle spiagge di Jesolo, e sì, perché questa città è una scoperta infinita, una località ricca di storia e cultura che affonda le sue radici in un passato antichissimo. Come si fa a dirti di no, a non avere uno shock? Sei come l'ansia pre-show. Come si fa a stare fermi, sbagliare a stretti? So cos'è, ma è sempre colpa tua e lo sai perché ti immagino tra te e l'atelier. E ancora pensandoci, di mattinetta ci sei la mia voce. Sono solo canzoni ma in fondo ti dicono tutto quello che non ti direi mai. Sono solo emozioni e lo so che senza te non le troverei mai. E ancora una volta tu guardami, balla con me. Balla con me. Miss Venice Beach 2024, 14ª edizione. Prima tappa, Jesolo, Piazza Milano. Presenta Elisa Bagodo. Grazie! Oh, che bellissima piazza piena di gente! Questa è una bellissima serata da vivere assieme a voi. Io farei un altro calorosissimo applauso a Brian, il vincitore del Contest Cantanti dell'anno scorso, che ha realizzato questa sigla intitolata La Miss, proprio per le Miss di Miss Venice Beach. Insomma, Brian, complimenti! E poi a tutte le Miss dello scorso anno che hanno vinto una fascia nella finale e che quest'anno sono le ambasciatrici di Miss Venice Beach sul palco e vi terranno compagnia in tutto il tour. Quindi brave ragazze, andate a prepararvi perché qui la serata sta per iniziare. Brian, tu sei pronto? Io sono prontissimo. Salutiamo tutti i nostri partner, complimenti, buona serata. Grazie, ciao a tutti. Allora pubblico, ci siamo, possiamo dire che sta iniziando la serata e stiamo iniziando a conoscere, a vedere le Miss, direi di sì, no? Se è pronta, vediamo se c'è dietro alle quinte perché non la vedo. C'è? DJ, ce l'abbiamo la sua musica? Lei ha scelto questa e ha potuto farlo perché diciamo che è un po' la padrona di casa quest'anno. Lorenza Busillo, Miss Venice Beach 2023. Sei bellissima, per di più brilli di luce propria con questa nuovissima corona realizzata dall'azienda Morina Murano Venezia per noi, cristalli, pietre di vetro verde smeraldo e una base tutta in argento. Sicuramente la luce non manca stasera. Non manca la luce, anche la luce nei tuoi occhi. È venuta bene? Fantastica. Dopo presento anche, un po' per volta vi spoiler tutte le sfide che ci abbiamo questa sera. Intanto la vostra votazione va dall'1 al 10, non mettete i mezzi voti, fatemi una cortesia, se no dietro diventiamo pazzi nel fare la somma. E questo è il voto di primo impatto, ovvero come le conosciamo per la prima volta e come loro si presentano. Sfileranno con il podio ufficiale di gara firmato Focenza. Allora andiamo con la Miss numero 1, Ilaria Piovesan.
What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Sì, la prima è sempre quella che rompe il ghiaccio, eh. Numero 2, Chiara Brero. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. La numero 3 si è eliminata, purtroppo non è stata bene e quindi non gareggerà stasera. Tirate per favore una riga, grazie. La numero 4, Sabrina Dal Negro. Numero 5, Vittoria Zattera. Numero 6, Marisella Santo, 1,65 m, anche lei. Numero 7, Rebecca Caldo. Numero 8, Vittoria Miletic. Numero 9, Jasmine Longhi.
Numero 10, Alessia Mattei. Numero 11, Chandana De Grandis. Numero 12, Emma Paolino. Numero 13, Elisabetta Bertolo. Numero 14, Bella Brusadin. Numero 15, Benedetta Kovacevic. Eccoci, le nostre 15 concorrenti, giurati, avete votato dall'1 al 10? Bene, allora adesso potete appoggiare un attimo la penna, prendete fiato. Benissimo, allora giurati, di nuovo, questo è un lascia e prendi e lascia, molla, insomma qua bisogna essere sempre attivi, ecco, perché adesso le nostre ragazze, prima le abbiamo un po' conosciute, abbiamo rotto il ghiaccio, adesso diventeranno delle vere modelle in passerella, sì, perché la seconda prova è proprio la prova di portamento e posa fotografica e loro sfileranno con 3 aziende differenti e andiamo subito a presentarvele. Inizialmente sfileranno con gli abiti di
di Aniset Abbigliamento. Oggi Marina e Nicole hanno rinnovato il negozio e lo shopping introducendo proprio questa nuova linea di abbigliamento. Aniset si trova a Salzano in via Montegrappa 54 e volevo darvi una curiosità del perché hanno scelto questo nome. Aniset arriva dal francese che vuol dire anice e pensate che l'hanno scelto perché l'anice per loro è un sinonimo di leggerezza, di libertà e di emancipazione. Pensate che nell'Ottocento, quando hanno aperto i salotti e quindi anche le signore potevano andare a bere un liquorino, insomma un bicchiere di un qualcosa, l'unica cosa che potevano bere era proprio l'anicetta. Quindi guarda caso, bere l'anice ci fa star bene, ma anche fare shopping ci fa star bene. Quindi ecco perché Nicole ha deciso di dare al suo negozio, quindi a questa sua collezione, il nome di Aniset. Successivamente le nostre ragazze modelle sfileranno con la collezione Focenza. Dietro ad ogni articolo firmato Focenza c'è un'attenzione alla qualità, alla creatività e al design per dare vita a un prodotto unico dallo stile 100% made in Italy. Focenza è un negozio di intimo che offre capi realizzati in oltre 30 colori diversi, vivaci e alla moda, realizzati con filati che garantiscono la massima tenuta dei colori. Propone dei capi d'abbigliamento per donna, uomo e bambino, realizzati interamente in Italia e certificati per dare il massimo proprio della qualità e del comfort, soprattutto per tutta la collezione senza cuciture, che devo dire sono fantastiche. E poi sfileranno con i gioielli di Murrina Murano, Venezia, un punto di riferimento della cultura e dell'eccellenza del vetro di Murano, un'azienda innovativa, un laboratorio creativo che propone del fashion jewelry, design, raffinatezza, stile ed eleganza, senza però mai dimenticare l'antica tradizione della lavorazione artistica del vetro di Murano. Questi sono diciamo dei dettagli che rendono questa azienda unica nel mondo con la loro collezione di gioielli. Sfilerà anche Leonardo Gioielli di Mestre, dal 1989 il punto di riferimento dell'alta gioielleria ed orologeria a Mestre. L'esperienza e la professionalità sono la loro business card, sempre pronti a consigliarvi il gioiello migliore e adatto alle vostre esigenze, con un'incredibile e vasta gamma di brand riconosciuti in tutto il mondo, ma anche con delle personalizzazioni fatte apposta proprio per voi, per rendervi ancora più esclusivi. E poi ci saranno in accompagnamento anche le borse di BGHY Venezia, un brand italiano nato proprio a Venezia che rappresenta lo stile della moda italiana. Sapienti artigiani realizzano con cura queste borse fatte a mano con i migliori materiali made in Italy. Sfilerà questa sera la collezione artistica. Giurati, allora le modelle sfileranno una dietro l'altra, quindi abbuzzate la vista perché sono sempre in ordine dalla 1 alla 15. Buona visione e buona sfilata!
bellezza e che bravura le nostre ragazze, vi sono piaciute? Ah, non ho sentito bene. Ah, e allora un caloroso applauso per Aniset con Marina e Nicole. Per Focenza ci sono qui Pamela, bisogna sempre dare Ferdinando, Pamela e Ferdinando. Per Leonardo Gioielli, Nevio. E per Murrina Murano ringraziamo Giorgio Scarpa. Quindi insomma grazie davvero a tutti i nostri partner che hanno reso le nostre concorrenti delle vere modelle in passerella. Allora giurati, ci vuole ancora un po' di tempo per tirare le somme. Io nel frattempo voglio ringraziare nuovamente tutti i nostri partner, li avete visti lì anche nel villaggio delle Miss da questo pomeriggio, quindi lo stand di Pampiuma Proteine, il Consorzio Sigillo Italiano, Eiwa Sport and Spa, My Sun con Bea del Sole, l'abbiamo soprannominata così, l'ambasciatrice della bellezza del sole, Audi Motor Class con l'Audi A3 All Street, c'è stata lì Anastasia, e poi insomma tutti gli altri che hanno fatto parte qui dello show con la sfilata di moda. Quindi ringraziamo il comune di Jesolo, il patrocinio della Regione Veneto, il comitato di Piazza Milano, Focenza, Murrina Murano che ha realizzato la nuova corona e avete visto sfilare tutta la nuova collezione di gioielli, PGK Kart, il kart elettrico indoor nel centro commerciale Le Porte di Mestre a Mestre, Ethical Beauty che darà tutti i cadeau adatti anche ai nostri giurati, insomma vi abbiamo omaggiato dei prodotti proprio per il benessere interiore ed esteriore, sia con My Sun dedicati al sole che con la linea Ethical Fit proprio per rimanere sempre in forma. Oh, il drenante fa sempre bene a tutti, drenante e detossinante fa sempre bene, casomai lo regalate alle signore che apprezzeranno molto di più. Poi i gioielli di Leonardo Gioielli, le borse BGHY e Aniset Abbigliamento, stylist della serata, adesso poi li chiamiamo qui tutti sul palco, TGH di San Donà di Piave e la Fornasotta che ha realizzato con Gabriele Urba, il maestro vetraio, il nostro nuovo scettro. Partner del food li abbiamo detti, Pescori, Latteria Soligo, Olio Redoro, ci avete visto in diretta sul sito del Gazzettino, ci seguite con tutti i daytime sulla Wow Web TV. La domenica alle 13:30 la puntata di Tra Città e Sapori e Miss Venice Beach. G di Ferro Team, salutiamolo che ci segue sempre in diretta in tutte le nostre serate. Best Magazine, YouStyle e il Gazzettino che insomma è il nostro media partner da sempre. Vi ricordo di andare anche online sul nostro sito per votare la Miss Gazzettino, ovvero colei che non è passata ad una selezione ma con il maggior numero di votazioni online potrà accedere direttamente alla finale con la fascia di Miss Gazzettino. Allora, direi che ci siamo quasi perché io qui, signore e signori, ho la busta. Ma, wow, chi è che urlava? Siete curiosi di sapere chi ha vinto? Allora, diamo un po' anche di valore, di come si può dire, di gratificazione alle Miss che ci hanno aiutato a gestire tutta questa serata, ovvero sono le Miss dell'anno scorso. Io le chiamerei sul palco una ad una. Allora ragazze, eccole! Miss Venice Beach 2023, Lorenza Busillo. Miss Coraia 2023, Silvia Zecchin. Consorzio Sigillo Italiano, Rossella Lorenzi. Miss Consorzio Leonardo
Sun, Bea del Sol, Beatrice Dotto. Adesso chiamerei le stiliste di Aniset, Marina e Nicole. Assieme a loro le hair stylist di PGH, acconciature di Sandona di Piave, Chiara, Silvia e Sara. Dietro le quinte, non so se sale sul palco, ma chiamiamola lo stesso, Sandra Baccio. Vieni Sandra, sei bella sempre. La nostra supermodella e nonché la nostra coach, la nostra professoressa a reality di Miss Venice Beach proprio per portamento e bon ton. Brava Sandra, grazie, è un onore averti nel nostro staff. Sara Giurin, la coreografa. Sara non entra, dove sta Sara? Vediamola, scappano tutte queste grandi donne, ma tutte dietro le quinte, perché adesso dovete consegnare le fasce, le 5 fasce che danno accesso alla finale alle nostre miss. Letizia, PGK, vieni anche tu. Abbiamo fatto una bellissima gara mercoledì sera, ci siamo divertite tantissimo, non so se l'hai visto prima ma c'è un video stratosferico. Purtroppo devo dire che sono arrivata terza, ma mi rifarò, ecco. Ha vinto Emma, ma non diciamolo ad alta voce. Vabbè, allora, chiamiamo le concorrenti. Perfetto. Assessore al turismo, vieni Alberto, fatti accompagnare anche da Alessandra. Anche perché lì in mezzo faccio brutta figura. No, ma sei bellissimo, sei sempre bellissimo, fai sempre la tua bella siete figura. Siete tu a dirlo, tu e mia mamma, quindi siamo a un buon punto, dai, grazie. Cioè, scusa, allora io lo prendo come un complimento, ma non è che era perché solo le signore di una certa età t'apprezzano. No, però potrebbe essere, ci pensa. Allora Alberto, insomma, questo è il terzo anno che sei con noi qui sul palco di Miss Venice Beach. Sì, è il terzo anno e devo litigare col sindaco, sono io che lo spedisco altrove, in realtà perché sono io che ci tengo a essere qua, perché il giorno stesso della nomina 2 anni fa ero qui alla prima delle 3 edizioni alle quali sto partecipando, questa è la terza, e quindi siccome porta fortuna e porta anche un gran valore alla località. Infatti io chiederei di fare un applauso ad Elisa Bagordo perché guardate, oltre ad essere una grandissima presentatrice, un'amica e simpaticissima, ma riesce a portare valore non solo sul palco, ma sei anche un'ottima promoter delle località. E questo non è una cosa scontata, non è una cosa banale. Quando l'altro giorno mi hai chiesto se avevamo piacere che venisse fuori qualcosa in particolare dal video che hai fatto, intanto complimenti perché è molto bello. Grazie, ed è molto rappresentativo. Scusami, il videomaker Gianpietro Meneghini. Merita un applauso anche lui perché è ottimo lavoro, complimenti. Quando abbiamo qualche lavoretto mi sa che col tuo telefono glielo facciamo. No, però hai rappresentato effettivamente quello che volevamo, quindi un'altra faccia della Jesolo che pochi forse ancora conoscono. Quindi grazie. Grazie a voi davvero, è un piacere. Il sindaco mi ha riscritto e mi ha detto tieni d'occhio Alberto, ha votato bene. Perché è geloso fondamentalmente. Lo so, mi ha detto ha votato bene, dico spero di sì. Io nel dubbio l'ho mandato in piazza Lember. In fondo, dalla parte opposta. Perché se era vicino poi arriva, hai capito? Da lì invece un po'. Bene. Allora,
volevo ci siete tutti qui, allora vi lascio per dopo Alberto e Alessandra perché premiamo assieme la prima classificata, tengo io il microfonino. Allora, devo dirvi una cosa, c'è stato sulla mia classifica, eccola qui, un pari merito, però come tanti di voi si ricordano, tutti i giorni noi abbiamo il daytime di Radio Wow e questo daytime è fatto da cosa? È fatto da me che parlo e racconto della tappa stessa, ma anche dalle ragazze che in ogni serata, in ogni giornata si presentano, quindi con un loro video, un loro reel, raccontano chi sono, cosa fanno e ovviamente c'è chi lo fa più divertente, chi lo fa più semplice e questi 3 punti in base a chi ci guarda, ci segue, che vota e dice a me è piaciuta Lucia, a me è piaciuta Anna, a me è piaciuta Francesca, noi ci segniamo e alla fine della fiera dobbiamo dare questi 3 voti a una delle concorrenti. E guarda caso questo è proprio il caso, ovvero il pari merito dei 98 punti non è più un pari merito, ma sale a 101 perché una di loro 2 ha vinto i 3 punti di Radio Wow. La numero 5 Vittoria Zattera e la numero 8 Vittoria Miletic, qui davanti. Allora, non spiociate. 3 punti. Ma avete sentito cosa ha detto? Quindi potrei cambiarlo e deciderlo adesso al momento? Chi offre di più? Quanto mi date? Scherzo, sto scherzando. Vince con il video più simpatico di Radio Wow i 3 punti e quindi la fanno arrivare a 101. La numero 5 Vittoria Zattera! E lei la fascia di Miss Maisan premia Beatrice Dotto con Elena Perosa. Vince la giornata al centro benessere Ewa Sport e Spa, la borsa Maisan con i migliori solari per una bronzatura invidiabile, il gioiello della Murrina Murano, i prodotti di Ethical Beauty della linea Ethical Fit. Vittoria per restare sempre in forma, mi raccomando, un completo esternabile Focenza, un ingresso PGK per provare il brivido della corsa in pista su carta. Sta più fiato, vestite sta miss, dai, su! Classificata con la fascia di Miss PGK, in questo caso la quarta ha 101 punti ma resta quarta perché è arrivata di diritto dai voti che ha dato la giuria. Vieni PGK Anna, premia Anna Rossi con Letizia Gagliardini con 101 punti. Passa il turno, arriva in finale la numero 12 Emma Paolino. Del podio con la fascia di Miss Focenza. Dove sta Ferdinando? Vieni, ci hai vestito tutte le Miss quest'anno.
Eccole, ci siamo riusciti, ma sono fantastici, i body sono davvero eccellenti. Premia la nostra Silvia Zecchin con, aspettate che, un solo punto di differenza, con 102 punti. Passa il turno la numero 9, Jasmine Longhi. Risalutiamo i nostri fotografi. A quante foto siete arrivati? 3.000. Sì. Chissà, tutte di qualità però, Mi raccomando, dovete sceglierne una. Bene. Saluto anche dei vincitori delle edizioni precedenti, Paolo Stramare assieme a Massimo Ballestrieri, eccoli là, e Valdet Ademi, il fotografo ufficiale di questa edizione. Allora, c'è la seconda classificata che qui ha preso 110 punti. Miss Ewa. Pronto? Mi va? Ok. Ho perso il microfono. La nostra Miss Radio Wow Elisa Fuser. La facciamo premiare. Vieni Aurora. Premiamo la Miss Ewa. Assieme. Dove sta anche Giovanni che ho perso lo zaino? Ah, Alessandro, vieni, perché per lei c'è anche, facciamo vedere quanti premi si porta a casa. Io quasi quasi mi rimetterei a fare la miss solo per i premi che diamo via, perché sembra di essere al bazar qua, cioè ci sono più premi, la lotteria di Capodanno. 10 kg di costate, Alessandro, fai vedere. Ecco, arrivi così pesante, non eri credibile, cioè così sembra che io ho detto una festa. Sei uno sportivo, va bene, ok. Di carne buonissima di Agricola Bernardi, certificata Consorzio Sigillo Italiano, la borsa Maisan, il gioiello di Murrina Murano Venezia, i prodotti di Ethical Beauty, il completo esternabile Focenza, l'ingresso PGK. In collaborazione con Ewa abbiamo anche un buono per uno shooting con il nostro fotografo Paolo Stramare, che ha vinto l'edizione di che anno? 2016, Paolo? Ma che edizione hai vinto come fotografo? 2019, perdonami, ho sbagliato io, 2019, con 110 punti, la numero 14 per la Brusadin! Se no poi i bambini che dici? Ti viene a piangere. Allora ci siamo. Primo pass, quindi la Miss di Jesolo con la fascia di Miss Leonardo Gioielli con 118 punti. Rullo di tamburi. Premiano assessore Alessandra. Lorenza, sei pronta con lo scettro e la corona? Fantastico. Anche per lei il gioiello omaggiato da Leonardo Gioielli, la giornata benessere nel centro Ewa Sport & Spa, la borsa Maisan con il non plus ultra. Dov'è Elena Perosa con la borsa? Ragazze, venite più avanti per scoppiare i cosi, i coriandoli. Ci siete? Anzi, stop. Stoppiamo un attimo, anzi no, non posso, perché se do i premi anche a tutte le altre poi si capisce chi ha vinto
E questo mi hanno fatto bella, non intelligente, ogni tanto mi sfugge qualcosa anche a me. Quindi, però per fortuna me ne sono accorta in tempo e senza l'aiuto da casa, Emma. Ecco, senza l'aiuto tuo ci sono arrivata che devo dare i premi per tutte dopo. Ok, dimmi perché ridete. Lorenza, dimmi, questo era il tuo momento, Tu l'anno scorso eri lì tra le 15 concorrenti, come ti sentivi? Ero super emozionata e soprattutto non pensavo di vincere e poi di vincere tutto il concorso in generale. Pensa te, pure io lo pensavo e poi c'ho il carrozzone e me lo porto dietro ogni anno. No, vi adoro ragazze, siete parte del mio corazon. Allora, con 118 punti, Alberto vieni, diciamolo assieme. La numero 15 Benedetta Kovacevic. Il 12 luglio in Piazza Fontana con altre 15 miss, altri 2 cantanti e 2 fotografi. L'appuntamento ogni domenica su 7 Gold in Nazionale alle 13:30. Grazie di averci seguito e vi ricordo, andate a votare la vostra miss preferita sul nostro sito www.missvenicebeach.net perché una di loro arriverà direttamente in finale. Ciao! Grazie Jesolo! Amici di Ferro Team, la prima serata di Miss Venice Beach si è conclusa qui a Jesolo, ci siamo divertiti da morire, è stata una serata meravigliosa, ma adesso dobbiamo iniziare con le nostre interviste, Bea, giusto? Esattamente, tremano qua alle nostre spalle, non vedono l'ora di venire qua da noi a parlare e a raccontarci di sé. Mica tanto perché le vedo già che stanno provando a scappare, ma io partirei dalla quinta classificata che è Miss My Sun, che tra l'altro ha rischiato un pari merito. Ma ci siamo salvate per i punti di Radio Wow con il video più cliccato. Ma adesso andiamo a conoscere questa splendida miss. Allora, ciao a tutti, io sono Vittoria Zattera, ho 19 anni, abito a Lugo di Vicenza e faccio il liceo scientifico sportivo a Bassano del Grappa e nei miei pomeriggi faccio danza classica e contemporanea. Bene, diciamo che ha una vita molto impegnata, molto impegnata. Tra tutti i tuoi impegni, pensi di riuscire a conciliare la finale di settembre di Miss Venice? Beh, questo è poco ma sicuro. Saltiamo anche la scuola, quella può di farla, ma figurati. Qual è il problema? No, la scuola è la scuola importante, bisogna essere diplomati. Vabbè, ma la finale di Miss Venice. Ma questa che insegna ste cose, tu sei una futura maestra, non puoi dire così. Professoressa, mi scusi, per carità del Signore. Bene, questa sera hai parlato anche il tuo talento, sei stata molto brava, ma adesso noi ti congediamo perché sappiamo che la serata è stata molto lunga e anche molto calda perché finalmente c'è questa bella stagione e il Miss Venice Beach come sempre la inaugura. L'ha detto, domani piove. Come sempre la ignoro, faccio finta che è una zanzara. E come sempre Miss Venice Beach la inaugura e quindi noi passiamo alla nostra prossima Miss. Terza classificata, Miss Focenza, buonasera. Buonasera. Si presenti. Allora, sono Longhi Jasmine, vengo da Santa Maria di Sala in provincia di Venezia e ho 19 anni. Mi scusi. Ma sei una vicina di casa di Beatrice, la nostra GD Fair Girl? Esattamente.
Santa Maria di Sala, proprio il paesino Santa Maria pure in di Sala, giro. Santa Maria di Sala. Però Beatrice, mi fai vicino dalla regia che state andando un pochino Esatto, è perché verso sai, la piazza tra dopo. compaesane ci si trova. Pensate, no, forse perché abbiamo qua giusto qualche anno di differenza, non ci siamo mai beccate in giro. Allucinante, scusate, io sono rimasta un attimo Se vedi scioccata. una con le Birkenstock vestita da barbona con un pomeragna piccolo così che è mio nipote è lei. Perfetto. Perché lei di solito è così quando lo porta fuori, arrabbiata allora ti col saluto, mondo, prossimo. arrabbiata col mondo, il cane uguale. Allucinante. Cosa fai nella vita? Allora, ho appena finito le quinte superiore e a settembre inizio economia e commercio a Venezia. Bene, perfetto, allora ci troveremo sicuramente là. Tanto tu prenderai il 7E o 7D, quindi sicuramente sì, saremo può lì. Fate compagnia in bus. No, amicizia, io sono contentissima adesso. Vedete i concorsi, io l'ho ragazzi. sempre detto che formano sempre nuove amicizie e cose. Però la mia migliore amica, se me la rubi potresti veramente finirci sotto il 7 di io ti no, avvisata, Sei per contenta carità di aver Dio. preso la fascia? Sì, stasera? molto, molto. Pronta per la finale? Prontissima. Ci devi già pensare, Guarda Ci che manca penso. poco. Sì. Non A per settembre. metterti ansia. Ok. Non per metterti ansia. No, manca no, poco. tanto lei non te la Mi preparo, sta mi facendo. preparo. Ma la mia domanda è, dato che tu hai vinto la fascia di Miss Focenza Sì. e hai ovviamente anche sfilato con loro brand, Sì. cosa ti è piaciuto di più? Il body che stai indossando oppure gli altri capi che ti hanno fatto provare? Allora, mi è piaciuto tutto in generale, però soprattutto i vestiti di Salzano, anni 7 mi sembra. Mi è piaciuto molto il vestito che mi avevano scelto per me. Quindi diciamo che dopo questa tappa andrai a farti Sì. i vari giri. Beh, guarda, come al solito il portafoglio. Focenza è lì. Lo so. Un portafoglio, Attaccato. come sempre. Attaccato. Ma Giulia, io Noi direi dobbiamo andare avanti anche perché ci Esatto. stanno iniziando a smontare un po' il palco, quindi direi che secondo me possiamo già passare alla seconda classificata. Amici di Faro Team, con la seconda classificata Miss Ewa Sport e Spa, che tra l'altro è una super mamma e secondo me fascia non poteva essere più azzeccata, anche perché ci hai guadagnata una giornata di relax tutta per te. Non sei contenta? Ci porti il papà dei tuoi figli o ci vai da sola? Dove? Alle Ewa Sport e Spa a rilassarti? No, vado con mia sorella, eccola. Giusto, meglio. Sei contenta, sorella, di andare? Ma Vedi? che se lo merita la mamma, siamo qui grazie a lei, Perché voi amici non lo potete vedere, perché vedete solamente noi tre bellissime, ma qua abbiamo il fan club. E è la più modesta di tutte noi, tra l'altro. Abbiamo il fan club qui sotto che sta adorando in questo momento, guardate. Quando insultate le donne, ricordatevi che noi possiamo partorirle le persone che dopo vi vengono contro, quindi io direi di stare attenti, ecco. Mi raccomando, lei è solo una squadra di calcio, quindi vi consiglio di non provocare, tra l'altro, due maschi. Ma io vorrei chiederti, presentati. Allora, io mi chiamo Perla, ho 27 anni, sono da Mestre, Venezia, ho 3 figli, lavoro, sono un estetista, Ma noi abbiamo saputo che tu lavori anche in spiaggia. lavoro anche in spiaggia, sì, attualmente sì, sono in Piazza Nember, affitto Mosconi, dunque sono tutto il giorno in spiaggia con i miei figli. Ah, che bello! Bello, Che bello. meraviglia! Bello. E adesso abbiamo capito perché noi siamo bianche e lei è... Esatto. È bellissima. Ma sicuramente si vede benissimo la differenza, vero? Commentate. Sì, direi che è una cosa abbastanza palese. Però adesso noi ti congediamo anche perché penso che di 3 dovrei metterne a letto almeno uno. Almeno 2. Almeno 2, ecco. La ragazza più piccola, vedremo a che ora andrà a letto. Allora anche lei ha il mio stesso problema. Anche io, io ne ho una. Io ne ho una femmina. Una femmina. Ne ho fatta una. E, Fa da noi. e lei è la figlia che mi ha fatto capire che non voglio altri figli. Certo. Tu secondo me hai fatto i primi 2 che ti hanno fatto capire di volerne altri. Erano forse certo. troppo buoni. Bene, allora noi ti Noi esatto. la salutiamo. Ti salutiamo, ti auguriamo in bocca al lupo per la finale. Niente. Mille, buona serata. Grazie a te. Quarta classificata, Miss PGK. Buonasera. L'ho fatto dire a lei. No, per forza, perché ogni tanto la dislessia da Giulia parte. Buonasera. Buonasera. Lei è? Emma Paolino da Lignano. Cosa fai nella vita? Da Lignano? Tu sei Sabbiadoro. venuto fino Lignano. Ah! Si confondono sempre. Da? Non è Lignano con la D. Digna. E dov'è Con la D di Domodossola. In provincia di Udine. Vabbè, comunque sempre là. Comunque questa bella strada l'abbiamo voluta fare per forza, giustamente. Cosa fai nella vita? Sono una studentessa, come ho detto anche prima, ero un arbitro di calcio fino alla settimana scorsa. Adesso lavoro in un centro estivo e sono un insegnante di Zumba. Per ora ti viene in mente questo? Queste miss fanno di tutto. Fanno tutto. Ma allora io qua ho una domanda. Perché allora tu hai fatto l'arbitro. La scorrettezza, femminile o maschile? Non c'è differenza. Non c'è differenza. La scorrettezza più brutta da cartellino rosso che hai dato.
Ho dato un cartellino rosso perché un giocatore mi ha rubato nell'orecchio e però. dopo che gli volevo dare il giallo mi ha tirato una bestemmia. E allora Complimenti. Giusto, Complimenti. assolutamente. questo nell'Under 15. Nell'Under 15. Che bene che crescano i nostri Perfetto. giovani d'oggi, va detto questo, ma io direi che adesso ti possiamo anche congedare e noi passiamo alla prossima Miss. Augurandoti ovviamente in bocca al lupo per la Grazie finale. mille. E con Miss Leonardo Gioielli, la nostra reginetta della primissima tappa di Miss Venice Beach qui a Jesolo, Piazza Milano, stavo confondendo, Piazza Milano, è lei la nostra bella bionda che tra l'altro questa sera ha partecipato non sapendo non solo a un concorso ma anche a uomini e donne. Ma prima presente del nostro pubblico. Buonasera a tutti, sono Benedetta Kovacevic, ho 17 anni e vivo in un paesino in provincia di Vicenza e sono molto contenta di essere arrivata al primo posto. Io invece un giorno capirò che cosa vi danno da mangiare, ma non è oggi quel giorno. Non lo so. Te l'aspettavi questa coroncina stasera? No, non me l'aspettavo, io avevo già partecipato l'anno scorso e siccome mi è piaciuto molto ho voluto riprovarci e sono riuscita. Bene dai, quindi adesso ti aspetta solamente la finale, dobbiamo ambire solamente a quella corona lì. Allora, la difficoltà maggiore di quella corona non è tanto vincerla quanto non romperla per un anno. Esatto. E quindi diciamo che la Miss prescelta possiamo dirlo che viene anche scelta un po' in base a quello, non sto scherzando ovviamente. Però se non si rompe la corona da 1.000 miliardi di euro forse è anche un po' meglio. Bene Benedetta, noi ti lasciamo andare, ti facciamo le congratulazioni per la tua corona di questa sera, un in bocca al lupo per la finale, noi vediamo il boy là in fondo che ti sta attendendo. E tu devi anche andare a fare un attimo da traduttrice, quindi noi ci fermiamo un secondo, vediamo se riesco ad accaparrarmi Elisa Bagordo per un ultimo scoop di fine serata e ci vediamo tra pochissimo. Amici di Ferro Team, io come sempre Eli alla prima tappa, ma quasi a tutte se riesco con te, sai che ci voglio parlare. Perché oggi abbiamo finalmente inaugurato la stagione di Miss Venice, la stagione che aspettiamo di più noi di Ferro Team, mamma mia. E con la tappa più difficile, perché mi hai detto che Jesolo è sempre stata decretata la tappa più difficile. Ma esattamente, ma infatti anche questa sera abbiamo fatto un piccolo sondaggio tra le ragazze e tutte hanno detto che erano molto in ansia di partecipare a questa tappa, perché infatti quasi tutte, anzi c'erano addirittura tra il pubblico alcune che sono dirciare la tappa per vedere come fare a quella dopo. E mi fanno, ma io sono stata fortunata che non ho beccato Jesolo, invece quelle dietro erano di Jesolo è sempre stata considerata però devo dire che porta sempre tanta fortuna. Quello perché Jesolo è la tappa che ha generato più Miss Venice Beach della stagione, che è tutto un dire, perché non è facile. Di solito, sai, nel corso dell'estate se ne iscrivono tantissime, ancora a giugno sono già 107 le ragazze iscritte e non tutte parteciperanno, e quindi uno dice magari vedo e poi mi iscrivo successivamente. Certo. E invece vincere così nella tappa di Jesolo e poi arrivare alla finalissima e portare a casa scettro e corona è insomma un bel primato. Quello sì, va assolutamente detto. Ma questa tappa è andata veramente benissimo perché siamo divertiti, abbiamo ballato, ma abbiamo avuto anche l'onore, ma non che dico l'onore, la fortuna, il privilegio di poter vedere la nostra Elisa in passerella e in diretta hai fatto furore. Allora, sai cos'è Giulia? Che allora dico sempre, poi guardo le foto dei fotografi e ci sono le ragazze che sono tutte delle gnocche da paura, bellissime, no? E io vengo sempre con le smorfie, che parlo, che gesticolo. Pensa che Paolo Stramare ogni fine serata mi manda i miei meme di tutte le smorfie che faccio mentre presento, no? Non ve li giro, alcuni li posto, ma a fine trasmissione, ecco. Dovete averli. E quindi ho detto, questa volta voglio farmi una passerella e avere delle super foto pure io. Ecco, quindi grazie che vi è piaciuta, insomma. Elisa, comunque io lo dico, ma l'ha detto anche il nostro pubblico, meritavi tu la corona di questa sera. Questo andava assolutamente detto. Anche questa diretta è stata un successo, nonostante abbiamo avuto dei problemi tecnici purtroppo a causa della linea, però comunque abbiamo avuto il nostro bel seguito come sempre. Vediamo poi, sai che noi durante tutte le tappe ti diciamo poi sempre alla fine qual è stata la tappa più seguita e dopo ci aggiorneremo. Lo scopriremo solo vivendo. Io vi do appuntamento venerdì 12 luglio in Piazza Fontana a Biglione. Anzi, ve lo do anche prima perché noi saremo alle terme, quindi a Biglione Terme già dal mattino. Quindi se volete venire a spirciare che cosa facciamo, un po' di relax pre-tappa, noi ci troviamo lì. Insomma, vi aspettiamo. E come sempre noi seguiamo sempre il nostro amato Miss Venice, anche perché voi lo sapete, perché siete i primi a dircelo, il calendario di G di Ferro gira sempre intorno a questo splendido concorso. Elisa, grazie per l'onore di averci avuto
con te anche quest'anno, ma abbiamo solo appena iniziato, quindi dobbiamo essere carichi perché tutti i venerdì di luglio noi tocchiamo le piazze più belle delle spiagge di Jesolo con questa splendida donna. Alla prossima,